Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro quotidiano appuntamento delle 12 per rinnovare come sempre quello che è il nostro abbraccio a tutti gli amici del meraviglioso popolo di Io Compro Siciliano, ma come sempre per poter mettere in contatto, in sinergia, in rete tutto quello che riguarda il mondo delle imprese, ma anche il mondo dei consumatori, dei fruitori di notizie. Noi siamo pronti ad affrontare una nuova giornata e dichiariamo aperto tra l'altro questo weekend, direi piuttosto uggioso, ma qui nel nostro mondo di Io Compro Siciliano splende sempre il sole della positività, il sole della proposizione, il sole delle notizie che arrivano sempre da parte dei nostri amici e che confortano e riempiono di gioia i nostri momenti e le nostre giornate. Ci piace iniziare come sempre e come consuetudine da quando i nostri live hanno avuto inizio, iniziare in questo modo. Grazie 235.601 volte grazie. Grazie come sempre, grazie ogni giorno, grazie ogni istante per l'attenzione che riponete in noi, per quelle che sono le iniziative. Sono tantissime le mail che arrivano sul nostro info@iocompro-siciliano.com, sono tantissime le registrazioni che arrivano al nostro form che trovate proprio sulla nostra pagina ufficiale, posto in alto, dove sarà possibile registrare la vostra azienda, quindi inserire i vostri dati per poter far parte di questo grandissimo database che mette in comunicazione domanda e offerta, e quindi noi siamo pronti per una nuova giornata, siamo pronti per i saluti. Cominciamo con Vincenzo De Luca. Buongiorno Katiuska, buongiorno a John Blandi da New York, buongiorno Katiuska, sereno venerdì, grazie John. Rosa Occhipinti, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici che sono già collegati e pronti per questo appuntamento. Oggi è venerdì 5 di giugno ed è il 206esimo annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Permettetemi quindi di fare un grande saluto e dare anche un abbraccio ed un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e le donne in divisa, tutte le divise, quindi un saluto italiano, grazie, grazie per quello che fate ogni giorno. Bene, noi siamo pronti, voi sapete ogni weekend noi abbiamo una rubrica che è il Chiedimi pure, rubrica che viene seguita e al venerdì a cura di Giuseppe Giorgianni, uno dei tre ideatori di Io Compro Siciliano, al sabato con Davide Morici, alla domenica con Francesco Caravello. Trattiamo varie tematiche. Oggi, il venerdì, proprio a cura di Giuseppe Giorgianni, voi sapete essere esperto in internazionalizzazione dei sistemi, esperto manager di digital innovation, sempre pronto a dare aiuto, sostegno, conforto, suggerimenti alle nostre imprese. Noi lo chiamiamo subito in diretta, abbiamo ingegner Giuseppe Giorgianni. Buongiorno, benvenuto e bentrovato anche in questo weekend. Buongiorno, Bene, buongiorno a tutti, buongiorno a tutta la Sicilia. a tutta la Sicilia, è vero, perché poi noi diciamo sempre viaggiamo in lungo e in largo per la nostra meravigliosa isola. Giuseppe D'Agati, buongiorno a voi, quindi buongiorno agli amici che ci stanno seguendo. Bene, ingegner Giuliani, io entrerei immediatamente nel vivo del nostro appuntamento. Abbiamo tanti amici del popolo di Io Compro Siciliano che appartengono al settore della ristorazione. Beh, bisogna dire che proprio in questo periodo, è registrato da marzo, aprile, maggio, c'è stato proprio nel settore della ristorazione una stima
che ha visto circa 8 miliardi di euro di perdita. Beh, a noi sta molto a cuore questo settore e ci piacerebbe oggi con lei poter entrare nel vivo e quindi come sempre poter anche dare dei consigli a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Sì, grazie Katiuska. Questo è un settore veramente che è stato danneggiato molto, come in tutto comunque il settore turistico. Naturalmente l'arresto di tutte le attività è stato veramente un colpo pesantissimo per il settore e in questo momento realmente ancora oggi tutti i ristoratori, soprattutto nelle zone più turistiche, hanno paura, non sanno cosa fare, non sanno cosa li aspetterà nel prossimo futuro. Io spesso dico c'è un limite oltre cui nessuno riesce a restare sospeso nel vuoto senza farsi prendere dal panico. E questa frase rende perfettamente l'idea del momento che stiamo vivendo, la sospensione in un vuoto prodotto da questa sensazione di paura che sta colpendo un po' tutti e nessuno degli operatori è rimasto indenne da questo problema, soprattutto quelli della ristorazione. La situazione di incertezza, di smarrimento, di frustrazione che stanno vivendo i ristoratori, ma anche gli albergatori, comunque tutto il comparto turistico è qualcosa di sconosciuto e di ignoto. E quindi solo nel campo della ristorazione ci sono circa 300.000 aziende, circa 1,5 milioni di lavoratori, quindi è un settore veramente grande e che ogni anno genera circa 90 miliardi di euro per il nostro paese. Quindi ho voluto prendere proprio come argomento questo settore, quindi cercando di fornire anche qui dei consigli alle varie aziende, perché realmente la ristorazione è un business molto importante sia per l'Italia sia per l'economia siciliana. E dando appunto dei consigli su come ripartire, su come se ripartire, perché realmente in alcune condizioni per il ristoratore che realmente comunque deve guardare al business e non alla passione che ci mette nel proprio lavoro, e quindi magari molti ristoratori sono anche chef, i chef in genere mettono passione e magari non badando tanto alla parte del business. Realmente comunque la ristorazione, comunque un ristorante è sempre un business e quindi deve essere fatto, l'imprenditore deve essere accorto e capire se realmente aprire o non aprire o adattarsi alla situazione attuale. Naturalmente la prima cosa che si dovrebbe andare a vedere è proprio riaprire con però grande attenzione per la salute dei dipendenti e dei clienti. Questa secondo me è la prima priorità. Occorre naturalmente un protocollo ragionevole con regole chiare, anche se è sufficientemente differenziate, perché ci sono comunque anche qui in questo settore diverse situazioni. Ci sono quelli che hanno spazi aperti, quelli che hanno solo spazi chiusi, i takeaway di basso e di alto livello, i pranzi al banco, le differenze che ci sono tra le trattorie, gli esercizi esclusivi di alta gamma, quelli turistici. Insomma, realmente parliamo di un settore veramente vario. E anche qui vorrei parlare di ragionevolezza e questo diventa comunque anche un tema politico. Chi dice cos'è ragionevole, cioè il comitato scientifico, tecnico-scientifico per esempio che ha messo in piedi il governo, sì, è autorevole, ma che ne sa del business della ristorazione? Cioè praticamente nulla. E quindi anche loro dovrebbero essere flessibili, dovrebbero essere, anche lì ci dovrebbe essere un esperto del settore, una categoria che dovrebbe essere interpellata per poter andare a dare i giusti consigli su quello che si deve fare.
Detto questo, ora la cosa più importante è avere un protocollo chiaro, quindi cercare di creare, io ho visto in questi giorni che, tra virgolette, almeno qui in Sicilia si sta tornando alla normalità. Ho visto anche casi in cui in alcuni ristoranti che prima magari c'entravano 40 persone, adesso magari ce ne vogliono far entrare 60. Questo è sbagliato, perché realmente il problema del coronavirus non è terminato, il problema è veramente reale e un'altra ricaduta, cioè un altro aumento dei contagi potrebbe addirittura portare ad uno stop, ad un altro lockdown. E questo sarebbe veramente micidiale per tutta l'economia. Quindi realmente io invito un po' tutti quelli di questo che appartengono a questo mondo di comunque di pensare non in breve periodo quello di andare ad accaparrare più clienti possibili, ma realmente a creare le condizioni per cui ci siano, a parte le regole che sono state emanate, anche se la maggior parte delle persone realmente si lamenta, comunque la maggior parte degli imprenditori si lamentano che non sono chiare, non sono specifiche, sono alquanto un giorno ne dice una cosa, un giorno ne dice un'altra, la cambiano in considerazione, e quello comunque è un problema politico, parliamoci chiaro. Però realmente dal punto di vista imprenditoriale il ristoratore deve essere anche ragionevole, deve adattarsi al momento. Naturalmente uno dei consigli che io do all'imprenditore della ristorazione è quello che in questo momento è indispensabile non bruciare cassa, altrimenti non conviene neanche aprire. Quindi io sono per non aprire solo per aperture simboliche, tra virgolette, ma quindi magari fatte solo per fidelizzare i clienti storici o per stare vicino alle persone. Non in questo momento, si rischia così di fallire, e i ristoranti sono business che devono stare in economicità. Bisogna avere un'attenzione ai valori economici diversa rispetto al passato si deve essere molto più selettivi. L'imprenditore dovrà essere consapevole delle strutture di costo, della contrazione massima che deve essere sulla cassa, quindi non si deve lasciarsi prendere dalla passione. Non si può immaginare che esattamente quelli che saranno i ricavi a medio termine. Diciamo che in questo momento tutto è col punto interrogativo, quindi non si riesce a capire realmente e quindi neanche a guardare al ricavo puro, perché in questo momento non si potrebbe veramente andare a vedere. È indispensabile stringere i denti, accontentarsi in questo momento rinunciando all'idea di un margine di redditività alto, come magari è successo in altri momenti. La crisi naturalmente spiazza la ristorazione improvvisata, quella senza un'identità. Il ristoratore deve sapere che comunque l'identità del proprio locale significa elaborazione di un servizio specifico che abbia realmente una personalità. In questi ultimi anni, rispetto allo scenario economico generale, è sembrato che aprire un esercizio di ristorazione fosse troppo semplice, soprattutto negli ultimi anni, che per esempio in Sicilia c'è stato un boom del turismo realmente comunque cresciuto veramente tanto. Diciamo che l'esercizio della ristorazione è un esercizio che deve avere un'identità, una cultura aziendale, i dipendenti devono essere formati, perché realmente anche strutturando in questo modo l'azienda sicuramente non sarà un ristorante che dura un paio di anni e poi basta, ma deve essere un qualcosa di strutturato che deve durare nel tempo. Naturalmente anche questo, ecco, la formazione è importantissima anche nella ristorazione. Io come diciamo tutti sanno, vivo a Taormina. Taormina è un posto veramente turistico, è la capitale del turismo siciliano, però anche qui io molto spesso ho visto dei ristoranti di gente, tra virgolette, che si è anche improvvisata ristoratore, che non ha badato, ecco, alla formazione del personale, non ha badato a strutturarsi bene come azienda. E per esempio vedevo gente che arrivava in un posto così turistico, tu non puoi mettere anche per esempio del personale che non parla l'inglese, è impensabile, questo è da valutare.
E qui, per esempio, posso dare in anteprima anche un qualcosa che riguarda Io Compro Siciliano. Io Compro Siciliano ha chiuso un accordo anche per quanto riguarda la formazione del personale delle varie aziende, e dove praticamente abbiamo a disposizione soprattutto e avremo a disposizione soprattutto per il comparto turistico, e quindi legato un po' all'accoglienza e alla ristorazione, proprio la possibilità di fornire alle aziende che hanno aderito al progetto Io Compro Siciliano, proprio di fornire una formazione anche gratuita. E questo in questo momento di crisi veramente profonda sicuramente è importante, e soprattutto perché in questo momento comunque di incertezza, andare a formare il personale per un imprenditore e guardare oltre un certo tempo, cioè formare il personale significa comunque renderlo più forte, rendere più forte anche l'azienda. Sicuramente un altro aspetto importante è quello che i ristoratori dovrebbero rafforzare il legame con i prodotti agroalimentari locali. Il ristorante deve favorire la ripresa della filiera agroalimentare, un po' come sta facendo Io Compro Siciliano, perché realmente comunque le due cose sono due gambe che devono camminare insieme, e questo è molto, molto importante. Naturalmente, ecco, molti si sono adattati alla situazione e hanno cominciato anche col delivery, e anche il delivery deve essere ponderato, deve essere fatto in un determinato modo. Per esempio, se io sono un ristorante di fascia alta, non mi posso affidare al ragazzino che va a consegnare ecco, la pietanza a casa. Deve essere vestito in un certo modo, anche lì deve essere fatto con una determinata ideologia e identità anche stesso. Anche Cracco, per esempio, a Milano ha cominciato con la consegna, col delivery, ma sicuramente Cracco ha pensato anche ad avere un packaging che arriva a casa in un certo modo, e ha pensato sicuramente anche al delivery che sia fatto in un determinato modo. Un altro consiglio da dare un po' al ristoratore è quello di cominciare a cambiare anche la tipologia di piatti. In questa quarantena ci siamo un po' riabituati alle ricette di famiglia. Questo comporta un certo ritorno al cibo popolare, ai piatti più autentici, dove realmente si rispecchia l'affetto, il sorriso, le emozioni, e quindi ecco un ritorno alle famiglie, a vari ristoranti, potrebbe essere anche una soluzione per avvicinare più clientela. Le strutture di costo dovrebbero essere sicuramente più snelle ed essenziali. Occorrerà sicuramente per il business della ristorazione mantenere un break even più basso, affitti meno costosi, meno staff, più locanda, meno investimenti immobilizzati, comunque, perché lo spazio comunque in questo momento in teoria, perché ho visto delle cose in questi giorni veramente brutte, dovrebbe essere più ridotto, e l'affluenza sicuramente anche se in questo momento tutti hanno voglia di uscire, quindi tutti hanno voglia di stare insieme, perché è normale, però realmente ecco, il ristoratore dovrebbe capire che una chiusura dovuta a un qualcosa di errato potrebbe compromettere per sempre la propria attività. Un'altra cosa importante, e termino un po' questi consigli che sto fornendo a questa categoria, è quella degli orari più flessibili, cioè il ristoratore, purtroppo o per fortuna, perché molto spesso dalle grandi crisi, dalle grandi situazioni brutte, si emerge con una nuova visione, e anche meglio. E quindi non esistono più gli orari. Io molto spesso mi sono trovato anche in località molto gettonate dal punto di vista turistico, dove alle 2:30 già la cucina era chiusa. Purtroppo adesso non sarà più possibile, perché comunque con le nuove direttive
tu puoi avere un tot numero di persone, quindi questo può essere aumentato sicuramente rendendo il locale molto più flessibile. Quindi rispetto al canonico pranzo più cena, magari si potranno individuare nuove fasce orarie. Per esempio, ci sono in giro ancora poche esperienze in tal senso, ma per esempio un noto ristorante dove io vado solitamente, per esempio hanno adattato il loro business al momento. Prima loro facevano pranzo e cena, quindi aprivano a pranzo, poi chiudevano e poi aprivano a cena. Adesso praticamente iniziano, loro sono anche fortunati perché hanno un laboratorio di pasticceria, aprono alle 8:30 con la colazione fino alle 11, e quindi lì vedi un po' ospitare un po' le persone impegnate in riunioni, in smart working. Alle 12:30 iniziano con il pranzo, alle 17 iniziano con un aperitivo, un tè pomeridiano, dove ci sono sempre persone che magari vanno a fare riunioni o smart working, e poi la cena è addirittura il dopo cena. Quindi praticamente hanno creato 5 round nello stesso locale, e questa è una cosa furba, un adattarsi ad un momento particolare che stiamo vivendo. In sintesi, comunque, io dico che occorre ragionare da imprenditori in questo momento, con un progetto comunque, con una visione a lungo termine di crescita di impresa. Io in questo momento consiglio di non aprire un ristorante perché sono un bravo cuoco, ottime ricette, o perché, ecco, come dicevo prima, voglio fidelizzare il cliente, ma il ristoratore deve fare business, e quindi devo cercare di creare le condizioni intanto di adattarmi alla situazione che stiamo vivendo, ma soprattutto ad avere una visione a medio e lungo termine, perché in questo momento, parliamoci chiaro, la redditività di un locale non può essere quella che c'era magari l'anno scorso, e quindi si Ingegner deve Giorgiani. cercare di strutturare. Sì. Sì, no, dicevo, mi sembra che dal suo discorso venga fuori, come sempre, quello che è fondamentale. Lei ha detto, è fondamentale sicuramente muoversi in sicurezza, e questo è un punto fermo. Muoversi in sicurezza, è importante la qualità di ciò che facciamo, e quindi è importante la formazione. Questo ci permette di dare qualità del servizio, qualità dell'accoglienza, qualità che è uno degli elementi fondamentali di distinzione, che adesso deve essere un punto fermo per questa ripartenza. Abbiamo detto che bisogna rivedere anche un po' quello che sino a ieri era la normalità, quindi cercando di rinnovarci rispetto a quella che è la tradizione. Come sempre, identità, qualità, provenienza sono i 3 punti fondamentali proprio di Io Compro Siciliano. Mi piacerebbe, ingegner Alla base. Giorgiani, approfittare, innanzitutto salutiamo, abbiamo in sovraimpressione questo messaggio di Cristina Safina: buongiorno a tutti, buongiorno Giuseppe, buongiorno Katiuska, grazie, buongiorno Cristina, grazie per essere con noi. Io approfitterei di quello che lei stava tra l'altro dicendo rispetto alle imprese. Ci sono sicuramente, deve essere una ripresa lenta, non bisogna accelerare, dico magari sbagliando sulla passionalità, ma bisogna sempre pensare che bisogna portare i risultati, perché si è impresa. Ma devo dire, oggi il nostro ospite darà una forte impronta proprio a quello che lei poc'anzi diceva, quindi un po' all'argomento di conversazione di stamane, perché noi abbiamo oggi un ospite speciale che darà il suo contributo alla nostra puntata di oggi, e non solo, a quello che è proprio il senso legato anche alla rete, alle connessioni, perché noi oggi abbiamo uno speciale ospite, lo farei entrare in diretta, coordinatore regionale CNA Balneare, presidente Unifidi, vice segretario CNA Siracusa. Abbiamo con noi il dottor Giampaolo Miceli. Lo vediamo, perfetto, buongiorno, benvenuto e bentrovato, dottor Miceli. Grazie di essere con noi, di aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie dell'invito. Dottor Miceli, io sicuramente facendo tesoro, basandomi un po' su quello che diceva l'ingegner Giorgiani, ma naturalmente con quello che poi è la sua competenza, io partirei proprio da una domanda importante. E sarebbe tutto quello che riguarda le misure di sostegno economico per le aziende, anche rispetto a quelle che sono le nuove informative regionali, e a lei vorremmo chiedere qualche approfondimento in merito. Intanto torno a ringraziarvi per l'invito. Non voglio captare la benevolenza di nessuno nel dire che l'idea che Giuseppe e gli altri suoi compagni di viaggio hanno avuto è una splendida idea. È carino sottolineare che in tempi di lockdown si sia fatta una scelta così open mind, perché nessuno poteva immaginarlo. Magari la condizione in cui ci siamo trovati alla fine ha agevolato questo percorso, quindi è sicuramente un'ottima scelta, una buona idea che poi riscopre quel senso di comunità che magari negli ultimi anni gli imprenditori avevano un po' perso. C'è la capacità di stare insieme e magari di immaginare il proprio business con una logica un po' più integrata e non chiusi nelle proprie stanze. Sembra una banalità, ma vi posso garantire che invece è una chiave essenziale se si vuole fare business in un territorio che poi fa della comunità un valore aggiunto come la Sicilia. Questo vale su tutti i livelli, su tutti i settori produttivi e ancora di più in quelli che poi fanno forte il Made in Sicily, che è l'agroalimentare, l'offerta turistica e tutto quello che è qualità anche nella manifattura. Non voglio però sfuggire alla domanda che mi è stata fatta. Ho seguito con attenzione l'intervento di Giuseppe, che chiaramente fa un focus chiaro di un segmento che oggi è quello che prende le bastonate più forti insieme all'accoglienza nel nostro territorio, appunto la ristorazione. Io credo che in questo momento, al di là delle linee guida che sono uscite un po' fuori, anche con un momento di tensione tra la politica e la scienza, no? Le linee guida che aveva proposto l'INAIL poi sono state stravolte dalla conferenza delle regioni proprio perché erano inapplicabili, cioè dare 4 metri quadrati a persona all'interno di un locale era assolutamente illogico, come lo erano i 25 metri quadrati sotto un ombrellone negli stabilimenti balneari. Si è trovata una mediazione, oggi comunque non è facile ripartire, e la scelta di non determinare degli indennizi a fondo perduto nei confronti di questo mondo che, come dicevi all'inizio, ha perso 8 miliardi soltanto in questa fase iniziale. Purtroppo ne perderà altri, è sicuramente una scelta errata. Lo è perché non tiene conto di un assetto economico che alla fine quei valori di fatturato non li potrà riprendere, ma non perché sono poco bravi, lì magari si può aprire un ragionamento che ha accennato Giuseppe, ma perché realmente la gente in questa fase non sta rientrando nelle modalità di fruizione del servizio come era prima. Sappiamo che la ristorazione di un determinato tipo, tra l'altro, è legata ad un target di età anche più alto rispetto ai giovani che magari sono legati più al mondo del beverage. E lì è chiaro che la gente sta favorendo più l'asporto e il delivery piuttosto che la presenza fisica all'interno del ristorante. Quindi un po' tutto quello che è stato detto è importante perché, semplicemente perché è la verità. Sul livello nazionale, devo dire, a parte indebitamenti bancari, tra l'altro con grandi difficoltà, adesso è proprio di oggi la notizia della conversione in legge del DL liquidità, che allarga la capacità di indebitamento nei confronti delle banche in maniera un po' più semplificata e più ampia, però manca un pezzo fondamentale che sono appunto gli indennizi. Qui secondo me è una partita fondamentale da poter giocare la regione siciliana, perché la legge finanziaria approvata qualche settimana fa, che diventerà operativa nel momento in cui si chiude poi il rapporto con lo Stato e la Commissione europea, perché è basata su 1,5 miliardi di fondi comunitari, prevede delle formule di indebitamento con indennizi a fondo perduto e anche delle misure specifiche con un fondo perduto che tiene conto del fatturato perso rispetto a una media dell'anno precedente e non magari soltanto sul mese di aprile, che non rendeva giustizia e non rende giustizia di quelle attività che invece cominciano a lavorare a maggio e giugno, perché comincia il flusso della presenza dei turisti che, ahimè, adesso latitano. Vedremo quello che accadrà nelle prossime settimane, anche dopo l'apertura con i vari decreti e ordinanze che sono state fatte. Io spero sinceramente che la Regione li metta in campo, perché su quel segmento possono diventare realmente una
come dire, un elemento di valore, perché lì si parla di indennizzi a fondo perduto di qualche decina di migliaia di euro, insomma, capite che per chi deve pagare l'affitto e poco ha a che fare con la compensazione col credito d'imposta, perché intanto lo devi pagare, o comunque i fornitori e quant'altro, insomma, nel combinato tra i prestiti bancari e il fondo perduto io credo che ci può essere una logica di ripartenza. Diversamente la vedo dura, anche perché è vero che i ristoratori, come tutti i piccoli imprenditori, riescono a reinventarsi con una facilità estrema, come difficilmente può fare il gruppo FCA, una grande azienda, però non hanno la capacità economica e finanziaria che hanno quei gruppi. Quindi quello che diciamo sempre noi, spendere €1 oggi, penso dalla spesa pubblica, serve a non spenderne 5 domani, perché tutta la perdita di posti di lavoro che determinerebbe la mancata spesa oggi ce la ritroveremo come soldi da pagare dei contribuenti in cassa integrazione o altre formule, che poi tra l'altro non sono neanche utili per far determinare una ripartenza vera dell'economia, di quel pezzo di economia che chiaramente ha bisogno di questo, non ha bisogno d'altro. Regole certe e, come dire, messa in sicurezza dell'aspetto economico-finanziario dell'azienda. Sono le due parole che i ristoratori soci nostri ci hanno detto più volte in dirette come quella di oggi, che abbiamo fatto, cercando di capire quali erano i loro problemi. Ci chiedevano esattamente questo: dateci regole chiare e metteteci in condizione di mettere in sicurezza l'azienda. Io aggiungo, non ve ne pentirete, ma semplicemente perché quando ritornerà il turismo, se non facciamo queste robe qua, finiremo per non avere quell'offerta che negli anni si è strutturata e che ha fatto grande il turismo nel nostro territorio. È un valore, questa è la fase 3, 4, 5, insomma, bisogna immaginare il futuro e non agire soltanto a tappare buchi, altrimenti non riusciremo realmente ad avere ragione di questa situazione. Quindi sicuramente bisogna immaginare di calibrare bene quello che diceva lei adesso, dottor Miceli, anche le scelte. C'è questo messaggio che mi piacerebbe leggere, dottor Miceli. Buongiorno Katrunska e Giuseppe. Purtroppo molti siciliani che parlano già altre lingue sono già scappati all'estero per cercare la fortuna altrove fuori dalla Sicilia. Spero di cuore per il settore turistico, per rinforzare e portare in alto la nostra bellissima Sicilia più che mai. I giovani devono rimettersi in gioco in Sicilia. Dico sicuramente che ho sbagliato a lasciare la mia amatissima terra, ma erano altri tempi. Comunque questo, il mio consiglio ai picciotti, ai giovani, di non abbandonare la Sicilia, e penso che forse il messaggio stesse continuando. Io non riesco a vedere qua il messaggio per intero. Nel frattempo Stefania Caccamo, buongiorno, ottimi consigli su cui ragionare. Mio fratello gestisce una trattoria e penso che valutare accuratamente ogni scelta sia fondamentale per non pagare danni maggiori. Quello che poi diceva lei poc'anzi, dottor Miceli. Complimenti per l'attività di informazione che portate avanti. Grazie Stefania, grazie ai nostri amici. Quali possono essere le alternative al turismo classico? Si possono trovare alternative a breve termine per coprire l'emergenza? Il turismo può risolvere il problema garantendo servizi anche legati al bene comune, cioè monumenti, riserve ed altro? Dottor Miceli. Io mi sento di dire che il lavoro che ad esempio stiamo facendo noi in questi giorni è esattamente questo. Noi da un lato consigli sul piano della gestione aziendale, scegliere oggi delle formule finanziarie diverse nei rapporti con le banche con le quali non è semplice sempre interloquire. È quello che oggi va fatto. Oggi l'imprenditore deve riscoprire la propria capacità di gestore. È un mondo che vive di emozioni, vende emozioni, ed è il motivo per cui è difficile immaginare di vendere emozioni misurando la temperatura all'ingresso, no? Cioè, bisogna riuscire a contemperare delle logiche che poi stanno insieme, però realmente oggi bisogna ponderare bene le esposizioni debitori, i rapporti con i fornitori, bisogna fare molta più attenzione agli aspetti economico-finanziari di prima, perché il rischio reale è quello di andare a gamballare gli investimenti di una vita. Sappiamo benissimo che è una cosa che può apparire retorica, ma è la verità. Cioè, bisogna rivedere anche i propri flussi e quello che stiamo facendo oggi, sapendo che se gli aiuti ci saranno un di più, ma oggi bisogna
ragionare esattamente su quello anche nella rimodulazione del business. Io penso che i consigli che ha dato Giuseppe sono assolutamente accoglibili, tutti, sia nel metodo che nel merito, perché la cosa che mi piace, che mi è piaciuta di più è la questione dell'identità. Tu non puoi pensare di essere massificato nella tua offerta perché la gente viene in Sicilia per il lifestyle siciliano, vuole trovare qualcosa che sia identitario e che se alla fine non trova magari non riesci ad avere neanche quella, come possiamo dire, quel livello di valore aggiunto che poi i social danno. Penso a TripAdvisor, tutte quelle formule che ormai sono diventate di uso comune anche nell'utenza locale. Se tu non fai qualcosa che sia di identità, poi alla fine perdi. E la partita si gioca lì, sulla qualità e sull'eccellenza, ma voglio dire, qualcuno ben più importante di me, come Aristotele, diceva che l'eccellenza non è un gesto singolo, ma è un'abitudine e la devi poter portare avanti nella tua nel tuo quotidiano. Anche la scelta di fare il delivery in un determinato modo cambia molto. Capisco che di soldini in giro ce ne sono pochi, però oggi bisogna far fronte comune con queste logiche qui, null'altro. Dottor Miceli, leggo questo messaggio di Chiara Sedita che dice: buongiorno a voi, io compro siciliano, mio marito gestisce un B&B. Quanto vale creare un'offerta made in Sicily che coniuga sicurezza, accoglienza ed esperienza? Supportare progetti come Io compro siciliano che sta realmente facendo rete, tutti uniti, politica, associazioni di categoria e istituzioni per un'offerta unica e forte come Io compro siciliano. Beh, dottor Miceli, in realtà Chiara Sedita ringraziamo per questo messaggio, ha forse anche un po' anticipato quello che voleva essere una domanda alla quale noi teniamo parecchio, nel senso, in questo periodo sicuramente difficile, questo periodo di ripartenza, quanto è importante per le istituzioni, un po' quello che diceva la nostra amica adesso, per le istituzioni, per le associazioni di categoria, per iniziative poi come dire private, quello che poi è successo un po' con Io compro siciliano. Io compro siciliano nasce per la volontà di 3 imprenditori che decidono di poter dar aiuto, poter lanciare questo messaggio legata alla collaborazione, perché sicuramente insieme si può raggiungere migliori risultati. Quanto è importante questa rete, dottor Miceli? Ma io credo che non c'è un'alternativa alla rete, qua non è una questione di importanza, è un elemento di sopravvivenza. Cioè, se si riesce a comprendere che oggi non c'è, credo che la consegna più importante che ci lascia l'esperienza del Covid è questa. Bisogna ridisegnare questo modello, che non è più quello del lavoro autonomo a tutti i costi, ma è quello del riuscire a stare insieme. Io nella mia attività, ad esempio, legata al mondo della balneazione che si appresta ad avviare la propria stagione proprio domani, non partiranno tutti domani, ma per metà giugno pressoché tutti gli stabilimenti apriranno. Parlando proprio stamattina, penso che una delle cose migliori che si può andare a fare è quella di proporre negli stabilimenti balneari siciliani prodotti che vengono realizzati dalle imprese siciliane. Quindi la butto lì. Sarebbe carina una collaborazione tra Io compro siciliano e CNA Balneari Sicilia, in maniera tale che le imprese che aderiscono al vostro brand, che poi sono le imprese che producono il Made in Sicily, possano in un certo senso esporre o fornire queste aziende. Sarà mia cura approfondirlo con i founder dell'iniziativa, però è un piccolo esempio per dire che anche nell'ambito della ristorazione va fatto. Io so che ad esempio i miei colleghi di Trapani lo stanno facendo, l'associazione Cuochi con i produttori del territorio per valorizzare quelle produzioni. Lo diceva anche Giuseppe prima. E queste, come dire, sono le attività che il privato può mettere in campo con lungimiranza. È tempo però che i corpi intermedi, come noi, io non mi voglio sottrarre a questo ragionamento nella maniera più assoluta, e la politica, che poi non è un essere così etereo, la politica è la nostra rappresentanza, riesca a immaginare una fase, chiamatela come volete, 2, 3, 4, ma la fase del futuro con una logica che non è il campanilismo del voler a tutti i costi difendere la Sicilia perché ha un valore. Cioè, bisogna
attrezzarsi per promuovere quel valore che tutti ci riconoscono. Perché io dico sempre una cosa: se dei player fondamentali come ad esempio Airbnb nei mesi scorsi, prima dell'esperienza del Covid, ci hanno contattato perché volevano combinare la presenza dei turisti con le esperienze, quindi quel turismo esperienziale di cui tanto si parla ma che va professionalizzato, e perché si sono resi conto che il 73% della gente che prenota viene in Sicilia, e quindi il lifestyle di cui parlavamo prima, perché vuole vedere, vivere, conoscere, respirare l'essere siciliano, non soltanto visionare i beni architettonici, storici, culturali, ma vuole entrare all'interno delle aziende, vuole vinificare, vuole cucinare. Voi avete spesso qui anche Alessia, diciamo, la paladina di queste realtà, di queste azioni. Ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo, diciamo noi, tra l'altro con questo appuntamento del sabato fisso che io compro Siciliano Chef, quindi un saluto alla nostra Alessia Smile and Food. Dico, sono quelle esperienze che poi alla fine portano, cioè non sono delle velleità buttate lì. Se player importanti come quelli di cui parlavamo prima, ma anche Booking, cominciano a farlo diventare un asset fondamentale della loro offerta. Allora Sicilia ha una grande opportunità, che è quella di essere meta preferita di tanti. Questo va organizzato e veicolato in maniera diversa, non più improvvisato, come diceva Giuseppe prima, non più in maniera totalmente autonoma, ma è necessario che la gente cominci a parlarsi e a tradurre le parole in proposte concrete che poi possiamo offrire al mondo, perché non siamo ormai destinatari del turismo nazionale, ma ormai siamo sotto i riflettori dell'intera domanda mondiale. Viva Dio, ripartirà e non possiamo organizzarci quando ripartirà. Sfruttiamo questo tempo per fare questo lavoro che sarà fondamentale per garantire continuità aziendale a tutti quelli che in questo tempo hanno investito in qualità ed eccellenza, perché c'è una grande differenza tra chi lo fa in maniera improvvisata e chi invece lo fa in maniera scientifica e con professionalità. Era quello il richiamo all'eccellenza di prima di cui parlavo, perché poi alla fine sta nella qualità del lavoro che ciascuno di noi svolge. Identità, qualità, provenienza, e noi la ringraziamo per questo suo contributo, ma soprattutto per aver dato la possibilità a noi di Io Compro Siciliano, come diceva lei, anzi, di poter immaginare questa collaborazione che possa dare ancora di più aiuto per far risollevare piano questa nostra meravigliosa terra siciliana e la sua economia. C'è questo messaggio da parte di Selina Alcala, è una nostra amica, ci scrive dalla Francia. Secondo me la rete è la chiave del turismo in Sicilia, semplicemente perché è sconosciuta all'estero, sconosciuta nella sua autenticità, nelle sue varie possibilità di turismo esperienziale. Quello che diceva lei poc'anzi, dottor Miceli, una rete permette di unire tutti in una voce unica che viene diffusa molto più velocemente e diventa quindi efficiente. Assolutamente sì, quello appunto di cui abbiamo parlato. Io vorrei dire alla regia per favore di far rientrare l'ingegner Giorgianni per questa fase di saluti e di chiusura. Ingegner Giorgianni, io penso che questo appuntamento sia veramente speciale, perché il dottor Miceli ha confermato la volontà di voler creare collaborazione, rete con la realtà di Io Compro Siciliano, perché insieme sicuramente si può arrivare prima e in maniera più forte. Ingegner Giorgianni. Sì, assolutamente sì, infatti è quello che uno diciamo, dei difetti, dei problemi che ha avuto sempre la Sicilia per poter, e le aziende siciliane per poter emergere soprattutto sui mercati internazionali è stata proprio questa, la mancanza di creare una rete tra i vari attori dei vari comparti, anche su quello turistico, e questo è quello che comunque stiamo cercando in tutti i modi di portare avanti noi col progetto e con tutte le progettualità che stiamo mettendo in campo con Io Compro Siciliano. Naturalmente
conosco bene la realtà di CNA Siracusa, conosco bene loro e so che comunque da questo punto di vista noi possiamo contare tanto, perché comunque loro sono stati sempre aperti al mondo di creare, al fare rete per portare comunque le aziende più in alto possibile, e questo sicuramente oggi anche dalla discussione che è emersa in questa rubrica si è capito comunque chiaramente. Niente, tutto qua. Io spero che realmente finalmente da una tragedia che è quella comunque che stiamo vivendo con la pandemia si porti anche ad una rinascita di una Sicilia migliore, di una Sicilia più coesa, di una Sicilia che voglia realmente emergere e diventare quello che è realmente la Sicilia, come qualche altro ospite in qualche puntata fa ha riferito. Non è una regione, ma è un continente, perché realmente la Sicilia contiene al proprio interno tutto. Non abbiamo bisogno di nulla e possiamo realmente essere competitivi e protagonisti in qualsiasi mercato internazionale. Ingegner Giorgianni, noi ringraziamo come sempre oggi per il contributo nella rubrica Chiedimi pure. Domani ci sarà Davide Morici, altro ideatore insieme a lei e a Francesco Caravello di Io Compro Siciliano. Domani parleremo di spettacolo, turismo, grandissimi ospiti, quindi seguiteci anche nel nostro appuntamento pomeridiano con Francesco Caravello e Aperitivo Social, per dare sempre volto alle nostre aziende. Ancora tanti saluti agli amici e chiedo scusa se non ho letto tutti i saluti. Amalia Lopinto, John Blandi, buongiorno a tutti, grazie di essere stati con noi. Permettetemi uno speciale ringraziamento al nostro ospite di oggi, coordinatore regionale CNA Balneari, presidente Unifidi, vice segretario CNA Siracusa. Per noi è stato un piacere avere con noi il dottor Giampaolo Miceli. Grazie davvero anche per le parole e soprattutto per questa proposizione che ha fatto a tutto il popolo di Io Compro Siciliano, ma poi soprattutto a tutti i siciliani. Bene, dottor Miceli, noi chiudiamo sempre questo nostro appuntamento in un modo, perché veramente noi diciamo di buon auspicio, un po' iniziamo la puntata con il grazie e chiudiamo in questo modo. È un messaggio da dare a tutti ed è: io compro siciliano. Grazie per essere stato con noi, grazie. Viva la Sicilia, viva noi! Grazie.